Il progetto Peace Conversion Sardinia e il marchio Warfree Liberu de sa Guerra sono stati sviluppati da un gruppo di giovani laureati e laureandi dell'Università di Cagliari all'interno di un'attività di ricerca-azione coordinata da Comitato Riconversione RVM, Chiesa Evangelica del Baden, Germania, Commissione Globalizzazione e Ambiente della Federazione Chiese Evangeliche in Italia, con il supporto di professionisti, docenti universitari e altre organizzazioni per la pace. Nella prima fase il progetto è stato sostenuto economicamente dalla Chiesa Evangelica del Baden, ma nel 2021 ha ricevuto un finanziamento dal Fondo 8 per 1000 della Chiesa Valdese. In questa seconda fase è supportato da APS Link Legami di Fraternità, il Comitato Riconversione RVM, la Commissione Globalizzazione e Ambiente, i soci e le socie di Banca Etica Sardegna del Sud, il comitato scientifico composto da alcuni docenti della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche dell'Università di Cagliari. L'obiettivo principale del progetto è quello di proporre una nuova economia civile, sostenibile e libera dalla guerra, che possa dare lavoro degno nel nostro territorio, offrendo occasioni di crescita e strumenti di promozione alle imprese già presenti e vocate alla sostenibilità etico-ambientale, sostenendo contemporaneamente la creazione di nuove attività sostenibili sotto l'aspetto economico, etico ed ambientale. Inoltre si propone di valorizzare il territorio della Sardegna e di presentarlo come un luogo da cui nasce una proposta di pace e non solo dove si producono armamenti. Terzo obiettivo è quello di offrire alla politica e all'opinione pubblica locale un segno di economia positiva per testimoniare le strade alternative dell'industria delle armi e all'estrazione di valore. Concretamente si intende stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili all'interno delle imprese già esistenti e di quelle di nuova creazione attraverso una rete di supporto e consulenza allo sviluppo, generare valore attraverso la promozione dei prodotti etico-sostenibili della Sardegna sul mercato globale, anche con un nuovo marchio di qualità etico-ambientale e un sito di e-commerce, promuovere la solidarietà e la collaborazione fra tutte le imprese aderenti alla rete in maniera da potenziare la qualità e la varietà dell'offerta, essere una realtà intermedia tra il mondo della produzione sostenibile di beni e servizi e tra il territorio, i consumatori, le istituzioni e il mercato globale, e promuovere una nuova cultura economica che metta al centro l'umanità e i suoi bisogni fondamentali, piuttosto che il capitale e il profitto. Il progetto nasce ad Iglesias, nel Sulcis Iglesiente, sud-ovest della Sardegna, con l'obiettivo di coinvolgere imprese situate nell'intera isola. L'area del sud-ovest è caratterizzata negativamente da un altissimo tasso di disoccupazione, dalla presenza di un'industria di bombe da guerra e di altre realtà industriali in gravi difficoltà economiche che hanno causato importanti danni ambientali, circoscritti ma molto gravi, rispetto ai quali non sono ancora partite attività di ripristino. D'altra parte, la stessa area contiene oasi naturali e specie animali e vegetali di grandissimo pregio, riconosciute a livello internazionale, e dispone di un ricchissimo patrimonio di beni culturali e valori spirituali di origine millenaria, oltre che di paesaggi, coste e fondali apprezzati universalmente. Studiando i dati relativi alle imprese della Sardegna, abbiamo scoperto che la maggior parte di esse sono di piccola o piccolissima dimensione, sia per fatturati che per dipendenti, registrate come ditta individuale e dimostrano uno scarso livello di cooperazione. I settori principali in cui operano le imprese della nostra regione e provincia sono commercio, agricoltura e servizi. Tra i beni e i servizi maggiormente legati alla vocazione produttiva della Sardegna troviamo i prodotti agricoli e della filiera agroalimentare e artigianale, ortaggi, frutta, vino, olio, formaggi, pane, pasta e dolci, l'allevamento ovino e bovino, prodotti dell'artigianato non alimentari quali tessuti, tappeti e ceramiche, prodotti della pesca freschi e conservati come la bottarga di tonno e di muggine o gli affumicati di pesce, la ristorazione e il turismo. Nel 2019 le esportazioni della Sardegna hanno raggiunto un valore di 5,64 miliardi a fronte dei 5,74 miliardi dell'anno precedente. È interessante notare che nel 2018 al primo posto tra i generi esportati troviamo i prodotti di raffineria del petrolio, principalmente in USA, Spagna e Francia, poi i prodotti chimici e di seguito le produzioni lattiero-casearie, superate in valore dall'esportazione di bombe per aereo prodotte a pochi chilometri dalla città di Iglesias. Negli ultimi anni si è registrata comunque un'importante crescita dell'esportazione dei prodotti agroalimentari made in Sardegna, garantiti dai marchi DOP e IGP.
Quelli maggiormente esportati verso il resto del mondo sono agnello di Sardegna, carciofo spinoso di Sardegna, fiore sardo, pecorino romano e pecorino sardo, olio extravergine di Sardegna, zafferano di Sardegna e culurgione sdogliastra. Nel settore lattiero-caseario la Sardegna si è messa in mostra internazionalmente grazie ai suoi prodotti di alta qualità. L'export delle piccole e medie imprese locali continua a crescere, ma è ad un livello molto inferiore rispetto alle potenzialità. Il progetto Peace Conversion Sardinia War Free Libero de sa Guerra si colloca nel contesto dell'economia civile, una prospettiva economica fondata sui principi di reciprocità e fraternità, che oltre alla sostenibilità economica implica una sostenibilità ambientale ed etica. Relativamente alla sostenibilità ambientale si osserva che nell'Unione Europea ogni 15 tonnellate di materiali prodotti vengono generati 4,5 tonnellate di rifiuti, una quantità evidentemente intollerabile. Rispettare l'ambiente, perciò, richiede di intraprendere la strada dell'economia circolare, che prevede che i flussi di materia ed energia nei processi di produzione debbano essere chiusi, circolari. In questo modo essi non danno origine a rifiuti, in quanto i materiali di scarto vengono usati nei cicli successivi. Le imprese aderenti al progetto si impegnano a ridurre il loro impatto sull'ambiente attraverso il riciclo, il riuso e la riduzione delle emissioni e dei rifiuti e il rifiuto di sostanze dannose. La sostenibilità etica richiede il rispetto dei diritti e delle sensibilità delle lavoratrici e lavoratori. Prima di tutto richiede di rispettare il diritto alla vita. Perciò le imprese della rete si impegnano a rifiutare ogni comportamento che possa danneggiare la vita, la salute e il benessere dei lavoratori, dei consumatori e di ogni essere umano. Le aziende che aderiscono al progetto Pecosa formano una rete di imprese che ha lo scopo di promuovere, sostenere e tutelare la loro attività mediante l'accesso agevolato a forme di finanziamento, consulenza e pubblicizzazione. Promuovere l'automutuo aiuto fra gli aderenti della rete, certificare il perseguimento degli scopi associativi da parte dei soci e la conformità dei prodotti alla Carta dei Valori e al disciplinare tecnico, diffondere la cultura della sostenibilità etico-ambientale, relazionarsi con le istituzioni e tutti gli stakeholders in maniera solidale e significativa, promuovere, tutelare e distribuire i prodotti certificati dal marchio etico-ambientale War Free Libero de sa Guerra. Il documento fondamentale della rete di aziende è la Carta dei Valori del progetto Pecosa. I valori fondamentali della Carta sono il ripudio della guerra, il rispetto del lavoro e del lavoratore, il rispetto dell'ambiente, la consapevolezza, lo sviluppo, il progresso, il prodotto, la qualità e la solidarietà. Le aziende della rete War Free si avvalgono di uno sportello di consulenza agile, cioè una rete di consulenti esperti reclutati professionalmente per rispondere alle esigenze delle imprese in modo innovativo e flessibile. Il progetto mette a loro disposizione un operatore di front-end che le aiuta a individuare il problema e le collega con gli esperti più appropriati. Si tratta di uno staff capace di offrire un servizio a 360 gradi, nel settore economico-finanziario, nella visibilità e pubblicità, nella motivazione e nei rapporti con la burocrazia. L'idea dello sportello agile o smart desk trova fondamento nell'analisi delle difficoltà maggiormente riscontrate nelle piccole e medie imprese del nostro territorio, che spesso rinunciano ai loro progetti e a volte finiscono per chiudere, solo perché incontrano ostacoli che non riescono a superare a causa della mancanza di adeguate competenze specifiche all'interno dell'azienda e di costi di esternalizzazione troppo elevati. Il marchio etico-ambientale War Free Libero de sa Guerra certifica che i beni e servizi offerti dai membri della rete rispettano la Carta dei Valori e sono prodotti secondo il disciplinare tecnico del marchio. Nella slide vediamo il logo del progetto e gli esempi dei bollini applicati su alcuni prodotti alimentari della Sardegna. La rete gestirà l'offerta commerciale dei prodotti a marchio etico-ambientale sul mercato globale attraverso il sito di e-commerce www.warfree.it, coadiuvata da una rete di promotori e rivenditori fisici sul territorio nazionale e all'estero. La vendita avverrà con il sistema del dropshipping. Con questo innovativo sistema di vendita, la rete, un'apposita impresa della rete, venderà direttamente al consumatore finale o ai rivenditori fisici, senza stoccare materialmente il prodotto, ma gestendo direttamente il magazzino del produttore, ottenendo così una riduzione dei costi di gestione e anche dei costi ambientali di trasporto attraverso la minimalizzazione
dei percorsi e del numero di passaggi. Specialmente l'attenzione verrà posta all'impatto ambientale del packaging e del trasporto. Tutte le confezioni saranno completamente riciclabili e prodotte con materiali naturali. Per i trasporti ci si affiderà a corrieri certificati dal punto di vista ambientale. Hanno già aderito al progetto oltre 20 piccole imprese della Sardegna, di cui 15 si trovano nel Sulcis Siglesiente. Si tratta di imprese attive nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo, della ristorazione, delle costruzioni e delle tecnologie avanzate. Il nostro staff sta procedendo a visitare tante altre attività sparse nel territorio e nei prossimi mesi verranno approntati tutti gli strumenti necessari per la piena operatività del progetto. Salvo eventuali ritardi e Covid permettendo, a marzo si prevede di procedere con la costituzione della rete di imprese. Entro aprile si procederà con la registrazione del marchio europeo. Entro il mese di maggio ci sarà l'avvio dell'e-commerce. Grazie a tutti per l'attenzione. Vi preghiamo di registrare i nostri contatti per ogni successiva informazione o chiarimento. Potete scrivere ad antonio.congiu@wordfree.it o a scarpa.stefano@wordfree.it, info@wordfree.it o crr.iglesias@gmail.com. Potete anche visitare il sito dimostrativo in work in progress www.wordfree.it.